Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo delle notizie freschissime dal mercato delle trasferenze che vi terranno sicuramente incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Parliamo di Domenico Berardi, talentuoso esterno del Sassuolo, pronto a lasciare la Serie B per tornare nella massima serie italiana. Il Napoli è uno dei club interessati a Berardi, e ci sono state delle prime avvicinazioni durante questa settimana. Secondo quanto riportato da Radio.Nuovo, il Napoli ha chiesto informazioni su Berardi, ma non è l'unico club in corsa. Juventus, Lazio e Fiorentina hanno mostrato interesse per il giocatore. Il Sassuolo ha fissato il prezzo per Berardi intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata da tutti i club interessati. Attualmente, il Napoli ha messo in stand-by la trattativa, poiché non intende partecipare a aste per il giocatore, soprattutto senza chiarezza sui tempi di recupero di Berardi. Gli azzurri apprezzano molto il talento del giocatore, ma cercano un accordo più vantaggioso. Dopo aver potenziato l'attacco con gli acquisti di Lindstrom, Ngonge e Khedira, Berardi potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità per il Napoli. Tuttavia, al momento, il suo trasferimento è in una fase di stallo. Resta da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma è chiaro che Berardi non rimarrà in Serie B e cercherà una nuova sfida nella Serie A. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa possibile operazione? Siete favorevoli all'arrivo di Berardi al Napoli o preferireste un altro tipo di rinforzo? Quali sono le vostre aspettative per il futuro del nostro attacco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!